Lotta, oggi un'interessante iniziativa editoriale che parla di filatelia agrigentina, una nuova sua fatica. Di cosa parla il libro? Il libro parla appunto della filatelia agrigentina, in particolare tra i francobolli che sono usciti nel tempo e sul tema Agrigento. Intanto c'è il famoso francobollo di Sciascia, ci sono i francobolli dei Templi, del Casale Attico, dell'Efebo. Io sono molto grato al Parco della Valle perché questo libro, che è uscito nel 2007, è stato ristampato appunto per l'interesse che il libro ha. È un libro molto interessante perché parte dal cinquantenario della morte di Tommaso di Lampedusa. Infatti il libro è stato presentato a Palma di Montechiaro, è stato presentato a Santa Margherita Belice, ha avuto un'ottima accoglienza, ha avuto diverse recensioni. Tra l'altro una cosa che mi ha fatto molto piacere è che di questo libro si è interessata la Reale Società Filatelica di Londra, che ha dedicato a questo libro un suo interesse, quindi questo significa che appunto la pubblicazione ha avuto un valore non soltanto di carattere locale ma anche di carattere internazionale. Uno dei pezzi più pregiati presenti nel libro qual è, filatelicamente parlando ovviamente? Filatelicamente parlando, tutti i francobolli che poi lei vede nella copertina del libro sono molto interessanti e sono, tra l'altro, il fatto che venga presentato al parco in prossimità di Agrigento, capitale della cultura, è un ulteriore tassello appunto al fatto culturale della città di Agrigento. È una iniziativa opportuna, dico, perché se la prima edizione di questo libro è stato un omaggio diciamo, alla terra agrigentina, oggi, da come si sono sviluppati in questi anni i fatti, come che diciamo, è andata la cultura in questi anni, diventa un atto di resistenza, perché la filatelia non sono altro che tasselli di una identità storica e culturale, identità che oggi noi vediamo che viene aggredita da tutte le parti e lo vediamo nella riduzione dello studio della storia nelle scuole, lo vediamo dalla scomparsa della storia dell'arte, quando invece la filatelia, il francobollo, era un mezzo pedagogico, piacevole e educativo nello stesso tempo, perché tutti, almeno nella mia generazione, abbiamo fatto collezione di francobolli ed erano quei francobolli che attraverso le immagini celebrative integravano lo studio della storia, della geografia, di tutto, perché io ricordo che la filatelia copriva tutti gli ambiti che andavano dallo sport alla cultura, all'arte, alla scienza, ed era veramente diciamo, un mezzo pedagogico eccezionale e nello stesso tempo era anche un viaggio esplorativo nella nostra identità storica e culturale. Tra i più famosi il Gronchi Rosa? Esatto, il Gronchi Rosa io ricordo che allora era una leggenda perché insomma aveva una quotazione tale che per noi ragazzi ne potevamo parlare soltanto e vederlo così stampato nei cataloghi Bolaffi, nei famosi cataloghi Bolaffi.